Ci sono paesi di montagna che lasciano il segno nel cuore quando si torna in città. Uno di questi è Milies, sopra Segusino. E così, per valorizzare la sua storia, l'Associazione Amici di Milies, sabato 24 giugno, ha voluto intitolare una piazzetta ad un personaggio famoso della valle di Segusino, Raimondo Stramare. Per tutti, Mondo. Abbiamo pensato circa un anno fa, quando siamo partiti come Amici di Milies, di ricordarlo in qualche maniera, perché veramente penso che in ogni casa una foto di Raimondo Stramare c'è, e anche le foto esposte qui a Milies sono tutte opere sue. Penso che sia veramente una cosa da ricordare per tutti quanti. Nato 100 anni fa e scomparso nel 2005, Raimondo Stramare ha saputo descrivere la storia di Milies con la macchina fotografica. Oggi alcune delle sue opere decorano le facciate delle case del paese. La sua abilità era quella di descrivere con la fotografia la vita dei contadini fra queste montagne attorno agli anni 50. L'inaugurazione della piazzetta vuole essere anche uno stimolo per la nuova amministrazione comunale nel rilancio dell'attività turistica in questi borghi di montagna. Noi innanzitutto intendiamo promuovere e supportare queste iniziative delle associazioni il più possibile. Quello che l'amministrazione può fare è cercare di migliorare ed aumentare i servizi, quindi che siano i parcheggi, che siano altre tipologie di l'ospitalità, per esempio presso l'ostello di Saint-Jory, che ancora non è completamente fruibile, e poi incentivare anche i privati che vogliono cimentarsi magari nell'aprire delle attività ricettive, turistico-ricettive in questi borghi. Ci sono incentivi, ci sono contributi, è un tema molto, molto d'attualità, e quindi noi intendiamo sicuramente portare a conoscenza i privati interessati di questi bandi e poi aiutarli anche in tutta la burocrazia, in tutto quello che ci va dietro. Dopo l'evento, tutti insieme a parlare di Prealpi con altre fotografie, quelle dell'autore Giovanni Carraro, che ha raccontato le sue esperienze tra i sentieri, presentando i suoi libri e un nuovo cortometraggio realizzato per gli Amici di Milies. Una serata di allegria e di ricordi donata ad uno dei borghi più belli delle nostre montagne.